Sì, valuto che in un momento di emergenza si è fatto quello che con molta ragionevolezza ha fatto la Germania con Angela Merkel, cioè avversari storici si sono messi insieme nell'interesse dei cittadini. È accaduto in Olanda, oggi accade anche in Italia, speriamo che i risultati siano i simili. Lei però critica sempre l'aspetto che poi ci sono pochi ministri e rappresentanza del nord, perché? Semplicemente per un motivo, perché poi è un problema di imprinting, cioè un cittadino che vive la sfida dei nostri territori, che è quella delle partite IVA, 600.000 partite IVA, che è quella dell'impresa, che è quella della delocalizzazione, che è quella della carinzia, delle troppe tasse, sarà sempre un uomo che porta al tavolo del Consiglio dei Ministri queste istanze. Se tu invece vivi in contesti nei quali si vive di palazzi, di uffici, molto probabilmente queste cose non le conosci. Ma non è una lamentela un po' da campanile? Sarà da campanile, io continuo a farla, se i veneti pensano che sia da campanile e qualcuno non la pensa come me, la pensi pure diversamente, ma io ho una responsabilità che quando trovo un disoccupato qualcosa gli devo dire, qualcun altro no. Lei lancia un appello anche alle banche. Le banche potranno fruire dell'abbassamento dello spread della BCE da 0,75 a 0,50 per il costo del denaro. Spero che parimenti accada per i cittadini e per le imprese che possano fruire di questo ulteriore sconto. Il patto di stabilità, la battaglia continua? Battaglia continua alla grande, visto e considerato che abbiamo 1 miliardo e 300 milioni di euro bloccati e noi vorremmo pagare le fatture, vorremmo pagare i conti ai nostri fornitori e lo Stato ci obbliga a non pagare per il patto di stabilità, un'invenzione tutta italiana. Il suo partito farà battaglia in Parlamento per questo verso il nuovo governo? Noi siamo per la battaglia responsabile e tutto quello che serve al Nord sarà oggetto di battaglia responsabile. Ma certo che siamo ancora il partito della rivoluzione. Prova ne sia che quando c'è da mettere i puntini sulle i a difesa dei nostri territori lo facciamo sempre e in prima fila. 2 sottosegretari all'economia, nessuno ai trasporti. Questa è una partita che non dipende da noi, cioè il Presidente del Consiglio nomina i sottosegretari in virtù anche di accordi, immagino di equilibri. A noi interessa che vengano fatte le strade e vengano fatte velocemente. Abbiamo un progetto infrastrutturale importante che coinvolge molte amministrazioni, i 581 comuni del Veneto hanno i conti a posto, per cui prima si premi le realtà virtuose e dopo gli spreconi, o meglio non premiateli mai. Una buona notizia oggi per i comuni, avete messo a disposizione un po' di denaro per rallentare il patto. Sì, patto di stabilità verticali che significa ulteriori risorse a disposizione dei comuni per poter pagare conti e fare investimenti, cioè, sono le solite partite che ci permettono comunque di dare ancora un po' di immissione di denaro fresco nell'economia. Guardi, io spero che non sia un problema di staccare la spina più o meno a un governo, il problema è che qui bisogna vedere delle cose fatte, le riforme, ad esempio non andare a votare senza una nuova legge elettorale, ma soprattutto dare risposte all'economia. Oggi non c'è, a mio avviso, tempo necessario per poter tornare a una consultazione elettorale, tornare alla formazione di un nuovo governo, perché passerebbe talmente tanto tempo che ho l'impressione che qualcosa di negativo potrebbe accadere e mi riferisco ai problemi dell'economia.